Il naufragio del super yacht Bayesian ha raggiunto una nuova fase con il ritrovamento del corpo di Anna Lynch, la settima vittima. La diciottenne figlia del magnate britannico Mike Lynch aveva appena iniziato a studiare lettere a Oxford. Il corpo di Anna è stato trasferito al cimitero dei Rotuli a Palermo accanto a quello del padre già deceduto. Questo sviluppo segna un momento cruciale per l'inchiesta condotta dalla Procura di Termini Imerese, che ora procederà con le autopsie sui corpi delle vittime, tra cui quelli di Mike Lynch e di altre 5 persone coinvolte nel naufragio. La famiglia Lynch ha espresso profondo dolore e gratitudine alle autorità italiane e ai soccorritori, lodando il lavoro dei sommozzatori che hanno recuperato i corpi in condizioni difficili. L'indagine potrebbe portare a iscrizioni nel registro degli indagati per omicidio colposo plurimo e naufragio colposo una volta completati gli esami autoptici. Questi esami sono fondamentali per chiarire le cause del naufragio e identificare eventuali negligenze. Durante il naufragio del veliero di 56 metri che è stato travolto da una tempesta, l'equipaggio e i passeggeri hanno tentato disperatamente di salvarsi, ma per molti lo yacht è diventato una trappola mortale. Il cuoco Thomas Recaldo è stato il primo a essere ritrovato, seguito da altre 6 vittime scoperte in un'area opposta alle loro cabine, suggerendo un ultimo tentativo di fuga. Le operazioni di recupero del relitto continuano con i sommozzatori che ispezionano il fondale di 50 metri per raccogliere prove e il prelievo di 18.000 litri di carburante per evitare sversamenti. Il recupero completo dello yacht potrebbe richiedere mesi e spetta all'armatore. Durante la festa per il 650° anniversario della città di Solingen in Germania, un uomo armato di coltello ha attaccato i partecipanti, causando almeno 3 morti e 8 feriti, 5 dei quali in gravi condizioni. L'attacco è avvenuto intorno alle 21:45 nella piazza del mercato Frohnhof, dove era stato allestito un palco per la musica dal vivo. Le vittime confermate sono una donna e 2 uomini, tutti residenti della città. La polizia, che ha definito l'episodio un possibile attacco terroristico, è attivamente alla ricerca dell'aggressore, descritto come un uomo di aspetto arabo. Diverse unità di emergenza, comprese squadre speciali SEC, sono state mobilitate e la città è stata bloccata per consentire le operazioni di soccorso e sicurezza. L'evento è stato immediatamente interrotto e i partecipanti sono stati evacuati. Il sindaco di Solingen, Tim Kurzbach, ha espresso il suo profondo dolore sui social media, descrivendo lo shock della comunità e pregando per i feriti che stanno lottando per la vita. Mario Eutizia, un 48enne napoletano che lavorava come badante, si è autodenunciato alla questura di Caserta confessando di aver causato la morte di 4 anziani a cui prestava assistenza. Eutizia ha dichiarato di aver somministrato ai pazienti una dose quadruplicata di farmaci antitumorali o antidolorifici rispetto a quella prescritta, creando un mix letale. Secondo le sue parole, lo scopo era quello di porre fine alle loro sofferenze e ha affermato che lo rifarebbe. L'uomo ha fornito le generalità di 2 delle vittime, un 88enne deceduto a dicembre 2023 a Casoria, in provincia di Napoli, e un 96enne morto a marzo 2024 a Vibonati, in provincia di Salerno. Gli altri 2 anziani, originali di Latina, non sono ancora stati identificati. Le morti degli anziani erano state inizialmente considerate naturali, data l'età avanzata e le patologie gravi di cui soffrivano. Eutizia è stato arrestato e sottoposto a decreto di fermo, assistito dai suoi avvocati Gennaro Roman e Antonio Daniele. Sergio Ruocco, fidanzato della vittima Sharon Berzeni, è stato convocato per la 3ª volta dai carabinieri per un interrogatorio di 6 ore e un sopralluogo nella villa di Terno di Isola, dove viveva con Sharon. Anche se ufficialmente non è indagato, Ruocco è stato sottoposto a pressioni notevoli e ha avuto a che fare con i media durante il lungo interrogatorio e il prelievo di PC e cellulari per l'analisi forense. Il 37enne idraulico ha partecipato al sopralluogo e ha spiegato che sono stati prelevati i suoi dispositivi, ma non quelli di Sharon, poiché lei non possedeva un computer. Nonostante il suo status di persona non indagata, la lunga durata della permanenza in caserma ha sollevato preoccupazioni sulla sua posizione emotiva e sull'intensità delle indagini.
Durante la giornata anche il padre di Sharon e l'avvocato della famiglia della vittima sono comparsi in caserma. La famiglia Verzeni ha espresso gratitudine agli inquirenti e ha sottolineato il loro impegno a trovare l'autore del delitto. Le indagini continuano, incluse le audizioni di conoscenti e colleghi della vittima e il tentativo di identificare le persone riprese dalle telecamere nella notte dell'omicidio, tra cui un ciclista visto vicino alla scena del crimine. Kamala Harris, accettando la nomination democratica per le elezioni presidenziali del 2024, ha delineato le sue priorità politiche e ha attaccato il suo avversario Donald Trump. Ha promesso di lavorare per un cessate il fuoco a Gaza, garantendo al contempo la sicurezza di Israele e sostenendo le aspirazioni di autodeterminazione dei palestinesi. Harris ha sottolineato il suo impegno per l'Ucraina, assicurando che, se eletta presidente, gli Stati Uniti continueranno a sostenere Kiev e a collaborare con la NATO e i partner europei. Harris ha criticato aspramente Trump, accusandolo di alleanze con dittatori e di voler riportare il paese indietro nel tempo con il suo progetto 2025. Ha anche promesso di riformare il sistema dell'immigrazione, definendolo fallimentare, e ha accusato Trump di aver sabotato un accordo sui confini per ragioni politiche. Donald Trump ha risposto alle critiche minimizzando le proposte di Harris e accusandola di non aver fatto nulla durante il suo mandato come vicepresidente. Inoltre ha sostenuto di aver maggior successo nei sondaggi, specialmente tra elettori ispanici, afroamericane e donne, contestando l'idea che Harris stia già guadagnando terreno. Trump ha anche avvertito che una presidenza Harris potrebbe portare alla terza guerra mondiale nucleare, criticandola per la sua gestione delle relazioni internazionali, in particolare riguardo a Israele e all'Iran. Il discorso di Harris si è concluso con un momento personale sul palco, dove è stata raggiunta dal marito Doug Emhoff, che l'ha baciata, suscitando applausi dal pubblico presente alla Convention democratica di Chicago.